L'allevamento della bufala qui a Castello di Aviano nasce nel 1992. Dapprima mio padre coltivava solo i terreni a scopo di vendere i cereali, il mais, l'orzo e altro, e in più faceva della fienagione. Io e mio fratello avevamo finito il servizio militare e quindi a mio padre gli è venuta l'idea di iniziare con un allevamento. Per iniziare un allevamento di bovine da latte c'era il problema delle quote latte, quindi noi, essendo partiti da zero praticamente, non si riusciva a trovarle, comunque quelle che si trovavano costavano parecchio. Con un aiuto della regione abbiamo iniziato insomma con l'allevamento della bufala. Ai tempi è stato abbastanza difficile perché la bufala è un animale del sud. Era difficile vendere il latte, vendere la carne, quindi abbiamo avuto parecchie difficoltà perché qua al nord non c'era l'usanza della mozzarella fatta al nord. Poi con l'andare del tempo il prodotto è migliorato principalmente. Si è entrati nell'ottica di consumare prodotto locale. Con gli anni abbiamo avuto meno difficoltà insomma, rispetto ai primi tempi. Si può dire che finalmente è arrivata anche al nord. Il territorio era semi abbandonato perché a parte i pochi contadini che c'erano allora, che sfalciavano un po' di erba, non c'era quel grosso lavoro per mantenere il territorio in ordine e pulito. Col nostro arrivo, insomma, il territorio è cambiato abbastanza radicalmente. Innanzitutto lo sfalcio è incrementato perché distribuendo nei vari terreni le direzioni degli animali si è avuto un incremento dello sfalcio, un incremento dello strato erboso. Soprattutto nella parte alta della Pedemontana, il territorio è stato molto più curato. Si è cercato di tenere in ordine i cespugli per avere appunto una maggiore possibilità di sfalciare l'erba. Oltre ad avere dei dipendenti, comunque ci sono persone che fanno del fieno per noi, fanno del mais per noi. Sì, comunque credo abbiamo dato insomma, del lavoro anche per altri. Al momento l'attività è a pieno regime e l'unica cosa che mancherebbe insomma, per chiudere un attimino il cerchio, un piccolo caseificio aziendale dove poter trasformare il nostro latte e fare tutto in azienda dalla A alla Z, insomma, con la produzione dei foraggi e la produzione delle varie colture nei nostri terreni siamo autosufficienti.